stanno avendo. Grazie. Roberto, scusate, mi tolgo la mascherina perché parlare con la mascherina è sempre un po' complicato. Io ringrazio Roberto per due motivi. Primo, perché è stato il vero animatore di questo incontro. Si vede, vero? È stato il vero animatore di questo incontro, quindi anche a nome della Scuola di Medicina non posso che essere grato allo sforzo proditorio che ha fatto il professor Leone per organizzarlo. Dico la verità che quando ci abbiamo pensato non aspettavamo di trovarci in questa situazione. In realtà poi, come vedrete dai dati epidemiologici, purtroppo la situazione è un po' più brutta di quella che pensavamo. Ad ogni buon conto, questi sono i dati di mezzogiorno di oggi, il professor Leone ve li ha già ampiamente accennati. La situazione ad oggi è di circa 275 milioni di contagi, 5 milioni e 354 mila morti in tutto il mondo, e in Italia, vedete, le cifre sono queste, quindi sono grosso modo quelle che il professore vi ha anticipato. Siamo arrivati a mezzogiorno di oggi e 136 mila morti quasi. Il professor Leone mi ha chiesto di dirvi due parole sulla Omicron. Allora, io sono fondamentalmente un biochimico clinico e un biologo molecolare, quindi la mia formazione è prevalentemente quella di studiare la biochimica e la genetica degli organismi viventi, ivi compresi i virus. Quindi dal punto di vista clinico vi dirò pochissimo, anche perché in realtà pochissimo si sa. Ad oggi poi vi farò vedere i casi accertati di Omicron, sono 64.000, dei quali la stragrande maggioranza in Africa, che come voi sapete ha una demografia che è completamente diversa dalla nostra, ha una vita, l'aspettativa di vita e la vita media della popolazione è più di un terzo inferiore rispetto a quella dell'Italia, le comorbidità sono completamente diverse dalle nostre, così come la copertura vaccinale. In Africa siamo arrivati a malapena al 7% contro quasi l'80% dell'Italia, quindi traslare tout court quello che si pensa sia successo in Sudafrica ad una realtà come la nostra credo che sia in questo momento estremamente prematuro. Anche i dati che ci vengono dall'Inghilterra e dalla Danimarca, che sono stati pubblicati ieri, sono molto prematuri perché parlano di poche centinaia di pazienti. Quindi dal punto di vista clinico io in questo momento, poi non so, magari il professore Stacconelli ci dirà qualcosa di più, ma non mi sento sinceramente di sbilanciarmi. Ci sbilanciamo invece abbastanza dal punto di vista genetico e dal punto di vista biochimico. Come vedete ormai la conoscete perché i media l'hanno riproposta più volte. Questa è la variante Delta che siamo abituati a conoscere perché è quella che è tuttora endemica in tutto il mondo e anche in Italia. Ad oggi questa è la variante Omicron. Le parti rosse sono le mutazioni sinonime, non sinonime. Cosa vuol dire non sinonime? Vuol dire che sono di mutazioni genetiche che comportano anche una sostituzione di un aminoacido e quindi verosimilmente cambiano non solo la struttura ma anche il comportamento biologico dell'organismo, in questo caso del virus. Come vedete i puntini rossi sono veramente tanti e molti di questi sono concentrati in questa parte, sono quasi 15, che è quello che si chiama receptor binding domain, cioè è praticamente l'ancora che il virus utilizza per agganciarsi alle nostre cellule e usarla come ponte per poi entrare al loro interno. Quindi queste 15 mutazioni che si sono questo coacervo di mutazioni che si sono raccolte in questa parte importante del virus, di fatto ne ha cambiato sostanzialmente il comportamento biologico. La prima cosa che abbiamo visto sulla base dei dati epidemiologici che ci sono venuti, ripeto, sono ancora prematuri, però qualche cosa ci si può sbilanciare di dire. Vedete, questa è la crescita che sta avendo progressivamente questa nuova variante e come vedete in Sudafrica nel giro di 2-3 settimane è diventata la variante predominante, ha sostituito, di fatto ha rimpiazzato completamente la variante Delta in un tempo che è da 2 a 3 volte più rapido rispetto al tempo che ci aveva messo ad esempio la Delta a rimpiazzare la Beta, che era nata originariamente sempre in Sudafrica. Questo fa sospettare e cominciano a uscire anche alcuni dati abbastanza indicativi. Naturalmente stiamo parlando sempre di articoli in preprint, quindi articoli che non sono stati revisionati, però insomma sono dati di gruppi che hanno pubblicato bene e pubblicato dati attendibili in passato, che ci fanno sospettare che effettivamente questa variante abbia un potere infettante molto superiore rispetto alle varianti che l'hanno preceduta. Una considerazione di natura generale è che quando si parla di Omicron, in realtà, e questo ormai ce ne stiamo rendendo conto, sabato io ho avuto la fortuna di ricevere, faccio parte, sono il coordinatore di un gruppo di studi internazionali che raccoglie oltre 27 laboratori in giro per il mondo, mi sono arrivate 232 sequenze di Omicron sabato mattina e di queste 232, una cosa che già in parte si sapeva, siamo riusciti a capire
capire che di fatto oggi ci sono due varianti predominanti di Omicron che stanno girando, si chiamano BA1 e BA2, differiscono sostanzialmente perché la BA2 ha 4 mutazioni, 4 o 5 mutazioni in meno rispetto alla BA1 che probabilmente è lo stipite originale, e da un gruppo di varianti che mi sono arrivate dagli Stati Uniti abbiamo identificato anche una terza variante che si chiama BA3, la quale ha rispetto alle due varianti precedenti ha anche questa una parte di aminoacidi modificati. Quindi già questa premessa vi dice che quando parliamo di Omicron in realtà non parliamo di una specie omogenea, ma parliamo molto probabilmente di una serie di sottospecie che dobbiamo capire anche col tempo come progressivamente tenderanno a diffondersi a livello epidemiologico, perché è verosimile che una di queste 3 o 4, perché forse ce n'è anche una quarta, tenderanno progressivamente ad affermarsi, e solo dopo che questo è accaduto potremo avere dei dati epidemiologici e dei dati clinici particolarmente rilevanti. Ad oggi quello che sappiamo, ripeto, sono dati di mezzogiorno di oggi, le varianti, i casi di variante accertata Omicron nel mondo sono 64.000, ma come voi sapete ormai abbiamo imparato a conoscerlo, quando si sequenzia verosimilmente il numero reale è da 5 a 10 volte superiore, quindi il numero reale è molto maggiore. In Italia a questa mattina erano stati identificati 84 casi di Omicron, dei quali 5 in Veneto, ma è verosimile che siano sicuramente molto di più, vedendo anche poi la cinetica che ha avuto in Sudafrica. Bene, ciò detto per quanto riguarda Omicron, io adesso vorrei dedicare la restante parte di questa presentazione a darvi alcune informazioni sui vaccini. A me piace molto questo editoriale che è stato pubblicato, come vedete, più di un anno fa, quasi un anno e mezzo fa, ma l'editorialista concluse con una serie di considerazioni molto interessanti, cioè ci disse: ormai questo virus abbiamo imparato a conoscerlo, sappiamo come viaggia, no? Viaggia per l'aria, è un virus respiratorio, quindi di fatto le misure che noi possiamo adottare per prevenire questo virus, ormai le conoscete anche meglio di noi, sono ovviamente il lavaggio delle mani, il distanziamento sociale, utilizzare le mascherine, eccetera. E l'editorialista alla fine dice: ma è questo per quanto pensiamo di poterlo sostenere? Cioè è questa l'unica soluzione che abbiamo? È veramente questa la soluzione che diamo al problema SARS-CoV-2? E finisce dicendo ovviamente no, non può essere questa, non possiamo pensare di vivere ancora X mesi, anni, io non so quanto andremo avanti ancora con questa bestia, però è impensabile che nei prossimi mesi, nei prossimi anni noi continuiamo ad avere un atteggiamento di questo tipo. E quindi l'altra soluzione plausibile qual è? Beh, ovviamente la conoscete benissimo, la soluzione plausibile è il vaccino. Che cos'è il vaccino? Io questa definizione l'ho presa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità perché mi sembra una delle più calzate, oltre che naturalmente forse anche la più autorevole, perché esprime il concetto in maniera estremamente semplice. Cioè ci dice di fatto che la vaccinazione non è altro che mimare un'infezione senza produrre gli effetti nocivi che il patogeno avrebbe altresì provocato se ci fossimo infettati. E di fatto la vaccinazione evoca almeno 3 principali risposte nell'organismo. La prima è una risposta che si chiama umorale, cioè la produzione di anticorpi che servono a legarsi al virus, a neutralizzarlo o a facilitare il fatto che il virus venga poi captato dalle nostre cellule del sistema immunitario ed eliminato. La immunità cellulare, che è quella che fa sì che le cellule che vengono infettate sostanzialmente vengano neutralizzate immediatamente da alcuni subtipi dei nostri linfociti, soprattutto dai linfociti natural killer, o altresì da tutta una serie di cellule come ad esempio i T-helper che producono tutta una serie di citochine e di altre sostanze che potenziano la risposta immunitaria. E poi l'altro aspetto estremamente importante che purtroppo noi in questo momento però non abbiamo, che è l'immunità, la memoria immunitaria. Perché non l'abbiamo? Perché il SARS-CoV-2 è comparso realisticamente nel 2019, quindi il nostro organismo era, tra virgolette, abbastanza vergine nell'affrontare questo virus. È evidente che adesso non lo è più, un po' perché si è creata una sorta di immunità naturale e un po' perché ci stiamo vaccinando, e quindi molto probabilmente la memoria immunitaria acquisirà sempre più importanza in passato. 2 parole sui vaccini. Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio a che cosa sono serviti i vaccini, io vi faccio vedere questi dati che sono quelli degli ultimi 20 anni e una proiezione dei prossimi 10, quindi non vado alla storia dei vaccini, ma solo dati recenti. Negli ultimi 20 anni i vaccini hanno salvato 50 milioni di vite, 33 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni, e stiamo parlando delle vaccinazioni contro queste 10 malattie infettive che sono le malattie infettive più comuni. Ma vedete, nei prossimi 10 anni si stima che si salverà un numero analogo di persone, altre 47 milioni di persone che si vaccinano con questi vaccini potrebbero essere salvate
e tra queste 20 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni. Quindi se qualcuno avesse ancora dubbio se i vaccini sono serviti, questa credo che sia la risposta migliore. Non mi addentro troppo sul discorso vaccini Covid-19 perché poi i colleghi ne parleranno sicuramente più propriamente del sottoscritto. Vi ricordo solamente che ad oggi in Italia sono stati validati dall'Agenzia Europea del Farmaco e dall'AIFA queste 4 formulazioni di vaccino, il vaccino di Moderna, il vaccino di Pfizer-BioNTech, che sono vaccini ad mRNA, e i 2 vaccini basati sull'adenovirus, quello di Janssen e quello di Oxford AstraZeneca. Scusate, questi 2 sono, e questo sono, come sapete, a doppia somministrazione. Il vaccino di Johnson & Johnson è a somministrazione singola. Un aspetto importante: com'è che noi stimiamo l'efficacia di un vaccino? Allora, ci sono dei surrogati, che sono quelli di cui abbiamo parlato prima, cioè i surrogati biologici, cioè la capacità di produrre anticorpi, la capacità di produrre una risposta cellulare, la capacità di produrre una memoria immunologica. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità però ci dice un'altra cosa. In realtà quello che a noi interessa più che i surrogati, tra virgolette, biologici, e ovviamente da clinici è proprio questo il target che noi ci prefissiamo, è qual è l'endpoint biologico di un vaccino. Allora, il vaccino può sicuramente aiutare a prevenire le infezioni e quindi a fare quella sorta di immunità di gregge che poi ha consentito ad esempio di sconfiggere molte malattie infettive, consente di abbassare la carica virale malgrado un soggetto magari si infetti, consente di evitare che si sviluppi una malattia sintomatica e quindi di converso che il paziente venga ospedalizzato, che il paziente abbia bisogno di un ricovero in terapia intensiva e, last but not least, come dicono gli inglesi, consente ovviamente di prevenire il decesso. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un vaccino viene considerato efficace quando la protezione contro il rischio di sviluppare malattia, soprattutto se severa, è superiore al 50%. Questo è un dato molto importante, tenetelo a mente perché poi ricorrerà spesso nel susseguirsi di questa presentazione. Vi faccio vedere 2 meta-analisi recenti che hanno valutato. Le meta-analisi, sapete, per chi non è troppo familiare con la letteratura scientifica, le meta-analisi sono quegli articoli di sintesi che raccolgono fondamentalmente tutti i dati che sono stati pubblicati dai singoli articoli, li mettono insieme e fanno una valutazione complessiva. Quindi il potere di una meta-analisi, se condotta bene, è ovviamente superiore rispetto a quello degli studi singoli. Che cosa ci dicono queste meta-analisi? Ci dicono che l'efficacia dei vaccini contro il Covid, almeno i 3 che vengono utilizzati in Italia, vedete, Pfizer, BioNTech, Moderna e AstraZeneca. Il Sinovac è un vaccino che ancora non è utilizzato in Italia, non so se mai verrà utilizzato, è un vaccino attenuato, quindi completamente diverso il principio rispetto ai 3 precedenti. Però se noi andiamo a guardare la stima complessiva di efficacia di questi vaccini, stiamo parlando di 90%, 97%, 86%, meta-analisi completamente separata e quindi di fatto dà una conferma ulteriore ai dati precedenti. Vedete, abbiamo un'efficacia vaccinale che è superiore per tutte le tipologie di vaccino che vengono utilizzate in questo momento in Italia, superiore all'88%. Se considerate che i vaccini per l'influenza che stiamo utilizzando, quando va bene, hanno un'efficacia dal 50 al 60%, vedete, queste sono tutte le campagne vaccinali che si sono svolte negli ultimi anni e vedete che l'efficacia vaccinale, questo è un editoriale che è uscito su New England, quindi come voi capite è la rivista scientifica più importante del mondo, quindi sono risultati molto solidi. Quello che si dice è che ovviamente per l'influenza, quando riusciamo a proteggere il 50-60% della popolazione, siamo contenti. Allora la domanda che sorge spontanea è: ma perché ci poniamo dei problemi a vaccinarci per il Covid quando ci siamo vaccinati tranquillamente con l'influenza, che ha un'efficacia che è a metà rispetto ai vaccini del Covid? Ai posteri l'ardua sentenza. Qualcuno solleva ovviamente delle obiezioni riguardo all'efficacia dei vaccini contro le varianti. Allora, questo è uno studio che è stato pubblicato, è uscito sul British Medical Journal venerdì, ma è stato pubblicato in era pre-Omicron ovviamente, e in questo caso era focalizzato fondamentalmente sulla variante Delta. E come vedete la protezione nei confronti della variante Delta non è lontanissima da tutte le altre varianti che sono girate in questi ultimi mesi, perché siamo complessivamente attorno all'87%. Quindi di fatto, per quanto il virus sia mutato almeno fino alla variante Delta, l'efficacia vaccinale è sempre stata altissima. Sfattiamo un altro mito, perché si continua a dire sì, è vero, però più ci vacciniamo e più si sviluppano varianti. Allora, se questo concetto fosse vero, le varianti dovrebbero nascere dai paesi che si vaccinano di più.
E invece succede esattamente il contrario, perché le 3 varianti che sono diventate endemiche progressivamente, eccetto la Mu che in realtà per fortuna non lo è mai diventata, però è una delle varianti che più ha preoccupato perché, come un po' la Omicron, vedremo dopo, è un po' birichina, tende a scappare al nostro sistema immunitario. Beh, se guardate la Omicron è insorta in Sudafrica, che ha una rate di vaccinazione che è 1/4 rispetto a quella dell'Italia. La variante Delta, che è quella endemica, che è stata endemica fino ad adesso, è insorta in India, che è una rate di vaccinazione che è circa metà rispetto a quella italiana, e anche la variante Mu colombiana, come vedete, è insorta in un paese che ha un rate di vaccinazione che è circa la metà, poco più della metà rispetto all'Italia. Quindi dire che le varianti si sviluppano dove la gente si vaccina, come vedete, va contro un presupposto scientifico. Dire poi che i vaccini sono dei rimedi omeopatici o grosso modo acqua distillata con sale, che equivale a dire fisiologica, è altrettanto non basato su dati scientifici. Questi sono i dati che l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il 14 dicembre, quindi la settimana scorsa di fatto, e si è stimato che nei 6 mesi, i primi 6 mesi del 2021, dove ricordiamoci il rate di vaccinazione non era elevato come adesso, siamo partiti a gennaio, credo che la professoressa Stacconelli sia stata la prima ad essere vaccinata a Verona, io sono stato vaccinato a gennaio, quindi stiamo parlando di una progressiva salita della rate di vaccinazione nella popolazione. Beh, guardate, in questi 6 mesi in cui la vaccinazione non era così spinta come adesso, si sono salvate già 12.000 vite. E altro concetto, altro falso mito, fake news, chiamiamola come volete, che gira in rete, sì, però anche i vaccinati contagiano, ma nessuno ha mai detto il contrario. Sì, certo che anche i vaccinati se si infettano contagiano, però c'è una falsa verità che non viene detta. Questa è l'R con T, che ormai siete diventati abbastanza familiari anche voi a capire che cosa vuol dire, cioè la capacità di contagio del singolo individuo. Questo è un soggetto che vedete con la barra viola non vaccinato, questo in verdino è un soggetto vaccinato. Ebbene, l'R con T nei vaccinati si riduce di 0,8. Cosa vuol dire? Adesso non prendetemi in giro, non vorrei ricadere come l'assessore milanese dei frammenti di persone che si contagiano, però voi capite bene che il fatto che una persona sia vaccinata impedisce o rallenta moltissimo la circolazione del virus, e questo quindi oltre che proteggere se stessi ha anche un effetto protettivo sulla popolazione. Subito dopo su Eurosurveillance l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato questi altri dati e come vedete nei primi 7 mesi dell'anno abbiamo ridotto, grazie alla vaccinazione da Covid-19, il 17% dei casi, il 32% delle ospedalizzazioni, il 30% dei ricoveri in terapia intensiva, il 38% dei decessi, che potrebbero essere stati molto di più se fossimo arrivati ad un tasso di vaccinazione del 60% fin dall'inizio, perché in questi 7 mesi avremmo risparmiato in quel caso il 74% di casi, ma questo ci interessa meno, perché a me sinceramente che uno si infetti diventi asintomatico più di tanto non mi interessa. A me quello che mi preoccupa è che uno non finisca in ospedale o in terapia intensiva o muoia, e come vedete in questo caso avremmo ridotto del 70, 75, 62% i casi. Avete visto Italia 37-38%, non siamo messi benissimo, perché la media europea, questo è sempre uno studio che è uscito subito dopo su Eurosurveillance, la media europea di riduzione della mortalità a seguito di vaccinazione è del 51%. Perché? Perché se noi andiamo a plottare la rate di vaccinazione in Europa con il numero di decessi che si sarebbero salvati, non siamo messi benissimo, perché abbiamo una rate, come vedete, che è ancora un po' più bassa rispetto ad alcuni paesi europei. Il Portogallo è antesignano, Portogallo è il 99,8% di popolazione vaccinata, e quindi come voi capite, essendo questa una curva esponenziale, man mano che noi aumentiamo la rate di vaccinazione, cioè la proporzione di persone che vengono vaccinate, aumentiamo anche di converso l'efficacia vaccinale nei confronti della mortalità. Esiste poi, e passo alla seconda parte di questa relazione, una relazione pressoché lineare tra la produzione di anticorpi neutralizzanti e la protezione del vaccino. Questo è stato dimostrato, questa è una meta-analisi che ha messo insieme tutta una serie di studi, ma ce ne sono altri 5, vi faccio vedere solo questa, giusto per non annoiarvi e per non ripetermi, però maggiore è la mia capacità di produrre anticorpi neutralizzanti, maggiore è l'efficacia del vaccino che io mi aspetto. Ovviamente ci possono essere delle piccole variazioni attorno, come vedete, alla lineare, però diciamo che grosso modo questo è un assunto che ormai abbiamo imparato a
conoscere. Allora, che cosa succede quando io mi vaccino? Questo è uno studio che abbiamo fatto subito all'inizio dell'anno scorso. Come vedete, quando io faccio la prima dose ho già un boost, una produzione di anticorpi neutralizzanti che però tende a raggiungere progressivamente un plateau. Perché faccio la seconda dose? Quindi sostanzialmente dei 2 vaccini ad mRNA e del vaccino ad AstraZeneca. Perché la seconda dose, come vedete, mi serve come boost aggiuntivo, cioè aumento ulteriormente la mia produzione di anticorpi neutralizzanti. Tanto che se poi io vado a guardare che cosa succede a 50 giorni dalla seconda dose vaccinale, i neutralizzanti contro la proteina spike nel suo complesso e i neutralizzanti contro la parte recettoriale della proteina spike, cioè quella che di fatto si lega al nostro recettore cellulare, ha raggiunto il 100%, cioè tutti i soggetti che sono vaccinati e non hanno problemi di immunodepressione, perché qui stiamo parlando di una popolazione sana, non stiamo parlando di categorie di popolazione come gli immunodepressi, come i pazienti di insufficienza renale e via dicendo, che hanno una risposta, si dice blunted, cioè una risposta meno brillante rispetto alla risposta che hanno i soggetti normali, però diciamo nei soggetti normali io in seguito al doppio ciclo di vaccinazione ottengo una sieropositivizzazione nel 100% dei casi. Quanto dura? E questa è la domanda più ardua a cui rispondere. Allora io vi faccio vedere tutta una serie di dati che sono stati pubblicati recentemente, questi sono 4 studi che io ho messo insieme, ma insomma direi che tutto sommato forse questo è quello che li riassume, perché usa i 3 dei 4 vaccini che sono stati utilizzati in Italia, ci dimostra di fatto, questo è uno studio fatto negli Stati Uniti dal CDC, ci dimostra, come vedete, che a distanza di 6 mesi l'efficacia vaccinale cala dall'86 al 13%, dall'89 al 58%, dall'87 al 43%. Cifra allarmante perché? Perché se vi ricordate l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha detto un vaccino lo consideriamo efficace quando ci dà il 50% di protezione, quindi qui siamo esattamente al limite del 50%, ma badate bene che grosso modo le stesse cose le abbiamo viste anche in Italia, perché questi che sono i dati di venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che la protezione contro l'infezione cala dal 73% a 35,8% dopo 5 mesi dall'ultima dose di vaccino, anche se per fortuna la protezione contro la malattia severa, quindi di fatto contro l'ospedalizzazione, contro la necessità di ossigeno o contro il ricovero in terapia intensiva rimane, come vedete, ancora abbastanza alta, anche se cala di 10 punti, che non sono da sottovalutare. Particolarmente preoccupante è questo articolo che è uscito la settimana scorsa, perché ci dice occhio, perché la protezione, questa è la protezione contro la variante Delta, sì certamente cala nel tempo, ma occhio perché la protezione contro la variante Omicron cala di più rispetto a quanto cala la protezione contro la Delta. E questo in parte ce lo aspettavamo dopo aver visto la struttura molecolare del virus. E questo perché succede? Beh, succede chiaramente perché progressivamente nel tempo, vedete questi sono i nostri anticorpi, a 6 mesi tendono progressivamente a diminuire. È evidente, come vedete queste sono le barre di confidenza, cosa vuol dire? Che qui ci sta dentro tutta la popolazione. C'è chi cala di più e c'è chi cala di meno, però progressivamente la tendenza è quella del calo. E se andiamo a misurare a 6 mesi quante persone si sono sieronegativizzate, cioè hanno perso gli anticorpi, ad esempio il 30% delle persone che sono state vaccinate con doppia dose Pfizer, ma potrebbe essere lo stesso con Moderna o anche con AstraZeneca, vedete il 30% delle persone hanno già perso gli anticorpi IgG, anti-receptor binding domain, porzione recettoriale della spike protein. Ancora peggio è andata per le IgA. È vero che non è un assunto dosarle nel siero e pensare che lo stesso succeda sulle nostre mucose, però si è visto che la correlazione è abbastanza discreta, soprattutto all'inizio della prima parte della vaccinazione. Beh, il 50% dei soggetti rimane senza IgA, cioè senza di fatto una teorica copertura delle mucose. Questo vi spiega perché man mano che passa il tempo io tendo ad infettarmi, ma magari non mi ammalo in maniera severa perché perdo la copertura delle mucose, mentre riesco ancora a mantenere per fortuna una discreta copertura di anticorpi sierici che tendono progressivamente a neutralizzare il virus. Però diventa un po' preoccupante quando noi andiamo a guardare il livello utile di neutralizzazione. Qui non stiamo più parlando di sieronegatività o sieropositività, qui stiamo parlando di valore anticorpale stimato che mi dovrebbe proteggere dal virus. E come vedete in questo caso, per quanto riguarda gli anticorpi anti-spike protein, il 30% non ha più un valore protettivo a distanza di 6 mesi e addirittura il 95% ha perso il valore protettivo teorico per quanto riguarda le IgG anti-receptor binding domain. Quindi 6 mesi sembra proprio diventare
punto, la pietra miliare per quanto riguarda la cinetica della nostra risposta umorale. Abbiamo anche stimato in questo studio, quando è nei soggetti che abbiamo seguito noi vaccinati, quant'è la vita media degli anticorpi, e mi soffermo solamente su questi due numeri, cioè le IgG sieriche anti-proteina spike o anti-receptor binding domain hanno un'emivita molto simile, come vedete, di 271-264 giorni. Quindi diciamo in questo arco temporale che va dai 7 a 9 mesi, il 50% della popolazione di fatto si è sieronegativizzata. Come si può risolvere il problema? Ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si fanno delle altre dosi, le quali, badate bene, non confondiamoci, perché questo spesso e volentieri io parlo con dei colleghi che non hanno ben chiaro questo concetto. Il fatto di una dose booster è completamente diverso dal fatto di una dose addizionale. La dose addizionale, che è quella sotto nella tabella, è quella che si dà alle persone che noi già a priori riteniamo potrebbero avere una risposta inferiore rispetto alla popolazione normale. Gli immunodepressi, come dicevo prima, i pazienti dializzati, i pazienti neoplastici, soprattutto quelli che fanno terapia, chemioterapia o radioterapia ad alte dosi. Ebbene, questi sappiamo già in partenza che hanno una risposta minore, quindi a questi la terza dose andrebbe fatta subito, non bisognerebbe aspettare molto tempo. Le dosi booster invece sono quelle che vengono date alla popolazione normale, quella parte di popolazione che si presuppone abbia una risposta normale e che progressivamente nel tempo tenda a perdere questa risposta. Quindi la dose booster di fatto la facciamo noi, che siamo una popolazione relativamente sana, a parte piccole magagne, e che dopo 5, 6, 7 mesi siamo consapevoli che potremo avere una progressiva perdita della risposta immunitaria. Funziona la dose booster? Caspita se funziona. Questi sono gli studi, ve ne faccio vedere solamente 4, pubblicati sulle riviste più importanti del mondo, New England, Lancet, JAMA e via dicendo. La dose booster riporta la protezione, come vedete, al 93, 90%, 93, 92, 81%, 90, 87, 83%, 90%, 90%. Quindi sì, certamente la dose booster è efficace a ripristinare la mia protezione, ma ce lo dice anche l'Istituto Superiore di Sanità, perché ripeto, questi sono i dati di venerdì scorso. Come vedete, quel famoso 35,8 di prima, dopo la dose booster diventa 75, e quel famoso 82,6 per la malattia severa ritorna a essere 93,4. Quindi sì, la dose booster è assolutamente importante, ed è importante soprattutto nella popolazione anziana, perché nei soggetti di età maggiore a 80 anni il fatto di fare una dose booster rispetto ai non vaccinati vuol dire ridurre di 13 volte il rischio di fare infezioni, il 34 volte il rischio di essere ospedalizzati, di 54 volte il rischio di finire in terapia intensiva e di 45,1 volte, come ha detto Brusaferro giustamente in conferenza stampa sabato, di morire per Covid-19. E cosa succede con la variante Omicron, che, come ho detto prima, un po' ci spaventa? Beh, succede che quando noi somministriamo la terza dose, vedete, dose booster, riportiamo l'efficacia del vaccino al 90%. Questi sono 2 studi indipendenti, sono ancora in preprint, ripeto, quindi quando vi faccio vedere i dati in preprint faccio una disclosure, sono studi che non sono ancora stati revisionati. Però, ripeto, i gruppi di studio che hanno prodotto questi studi sono ben noti. Questo Anupriva Agrawal ha pubblicato 156 articoli su Covid-19, quindi è verosimile che insomma siano dei dati molto affidabili che presto vedremo anche sulle riviste scientifiche. Bene, la dose booster di vaccino contro Omicron, come vedete, riporta la efficacia vaccinale contro il rischio di sviluppare malattia grave dal 90 al 96%. Questo studio dice esattamente la stessa cosa, come vedete dose booster mi rialza l'immunità sicuramente contro Delta, ma sicuramente anche contro Omicron, vedete, me la ripristina. E questo perché? Beh, fondamentalmente per il motivo di cui abbiamo parlato prima. Sicuramente è importante l'immunità cellulare, sicuramente è importante la memoria immunologica, ma l'effetto maggiore che noi vediamo è quello sulla risposta anticorpale, perché da prima a dopo la seconda dose, come vedete, nei soggetti normali, nei soggetti più giovani, diciamo, la quantità di anticorpi circolanti aumenta da 26 a 39 volte, soprattutto nei soggetti anziani aumenta da 50 a 78 volte. Ma la cosa che è stata vista in questo articolo pubblicato su New England e che stiamo vedendo anche noi, abbiamo i dati in mano, adesso li stiamo elaborando, speriamo di pubblicarli a breve, è che rispetto alla seconda dose, immediatamente dopo la seconda dose, la terza dose produce una
un effetto aggiuntivo, cioè la quantità di anticorpi che vengono prodotti è circa, grosso modo, da 5 a 20 volte superiore rispetto a quelli che venivano prodotti con la seconda dose. Questo vi spiega perché è così importante la terza dose per cercare di contrastare varianti, come ho detto, un po' birichine, che cercano di scappare dai nostri anticorpi. E sulla Omicron lo vediamo chiaramente, perché la terza dose su capacità di neutralizzare la Omicron, che vedete progressivamente nel tempo diventa abbastanza critica, aumenta, come vedete, secondo questo studio, ben 40 volte. Quindi terza dose, aumento del potere neutralizzante di 40 volte. In questo caso hanno fatto un tipo di analisi leggermente diversa e però, come vedete, più o meno i risultati, il numero non è lo stesso, ma il segnale è esattamente sovrapponibile. Questo è senza la terza dose, questo è con la terza dose. Come vedete, la somministrazione di una terza dose aumenta la nostra capacità di neutralizzare la variante Omicron di ben 13 volte. Quindi consentitemi di concludere la presentazione con questo monito. Io sinceramente non mi sento di descrivere la situazione che stiamo vivendo se non diversamente, come dice il simbolo sopra, da una guerra contro questo virus. E quando ovviamente andiamo in guerra, l'unica cosa che dobbiamo fare è cercare di arruolarci tutti. Vi ringrazio. Vi ringrazio moltissimo il professor Lippi, credo che sia stato di una chiarezza nel darci sulla base dei dati, perché questo è fondamentale. Cioè, noi ci basiamo sui dati, ci basiamo sulle evidenze, non così la nostra opinione per convinzioni, per ideologia o per qualsiasi altra cosa. I dati sono quelli, la base su cui fondiamo le nostre convinzioni e il modo di procedere. Il professor Lippi ci ha parlato dell'importanza dei vaccini, dell'efficacia, dell'importanza della dose booster oppure terza dose, spiegandoci anche queste differenze, diciamo, nella terminologia. Uno degli aspetti su cui purtroppo ci sono molte fake news o comunque c'è grande anche preoccupazione è quella della sicurezza dei vaccini. Allora a questo punto chiederei al professor Moretti di darci un po' i dati più recenti su quella che è la tollerabilità dei vaccini e in particolare per quanto riguarda la vaccinazione ai bambini che come sappiamo è appena partita anche nel nostro paese. Mi sente? Sì. Grazie per appunto avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa. Farò una presentazione breve, diciamo che cerca di chiarire alcuni punti, presentandoli per punti, cercando magari di essere comprensibili a non so quante persone non addetti ai lavori, insomma, siano presenti in aula o ci stiano ascoltando, ma per passare quelli che sono un po' i messaggi chiave relativi appunto alla sicurezza dei vaccini, che ovviamente, e qui vado in continuità con quello che ha appena presentato così bene il professor Lippi, al discorso ovviamente dell'efficacia, perché diciamo quando si parla di farmaci o di vaccini l'efficacia viene prima della sicurezza, evidentemente. E quindi richiamando quello che è stato appena fatto vedere, non so come mai, ok. Dal professor Lippi sui dati appunto che l'istituto pubblica periodicamente, insomma, su quello che è l'andamento della campagna vaccinale. Come vedete appunto il numero di richiami che sta salendo progressivamente dalle persone più anziane andando verso le persone più giovani. Qui riassunto quello che è stato appena detto, insomma, il fatto che diciamo il calo della protezione, dell'efficacia vaccinale che è calato nel tempo, va però ricordato comunque che siccome alle volte viene detto vabbè ma allora non serve la vaccinazione se dopo bisogna continuamente andare a rifare il richiamo, va ricordato che comunque anche in presenza di un calo il vaccino serve, la protezione c'è in ogni caso, non si scende a zero. Questi sono dati che ovviamente si riferiscono alla variante Delta perché come è stato appena detto
la Omicron è ancora presente in pochissimi casi. Comunque, insomma, il dato mostra come la protezione del vaccino, soprattutto sulla parte della protezione sulle infezioni, cali e che poi possa essere, come vedete, ripristinata appunto con la presenza del richiamo. Per quello che riguarda la pediatria, siccome ovviamente stiamo iniziando adesso con la campagna vaccinale verso i bambini più piccoli, va richiamato appunto il fatto che l'infezione si è progressivamente spostata, insomma, verso le persone più giovani. Anche qui continuiamo a richiamare la professoressa Tacconelli, non so se poi potrà dire qualcosa a riguardo, ma insomma è un'infezione che si sta appunto progressivamente spostandosi verso le persone appunto che non sono vaccinate, quindi c'è un'incidenza che sta salendo, la fascia dagli 0 a 9 anni è quella che attualmente ha il numero di casi più elevati rapportato alla popolazione, con conseguenze che possono essere talvolta, sfortunatamente, cioè fortunatamente in numeri evidentemente non elevati, ma che possono portare a conseguenze gravi, insomma, sia riguardo all'ospedalizzazione ed anche eventualmente ai decessi. Abbiamo avuto qualche decesso, per fortuna pochi, per quello che riguarda appunto la malattia dei bambini. E quindi la vaccinazione si è spostata diciamo sulla fascia di età più bassa, più giovane, dai 5 agli 11 anni, sulla base di studi che sono stati valutati, come vedete 2 coorti diverse di bambini inseriti in trial randomizzati, con una dose che è 1/3 di quella che si usa nella persona adulta, e con un'efficacia che si è dimostrata elevata, insomma, come avevamo visto nelle persone più adulte. Queste 2 coorti raccoglievano, diciamo, poco più di 3.000 bambini vaccinati, confrontati con i controlli, e hanno, diciamo, mostrato assieme all'efficacia un numero di eventi avversi abbastanza limitato, nel senso che gli eventi avversi un po' più frequenti erano comunque estremamente lievi, si limitavano a stanchezza, faticamento, un po' di febbre, la reazione in serie di iniezione, il mal di testa, con un andamento che richiamava quello che si osservava nei bambini un po' più bambini, se chiamiamo un bambino o un adolescente, comunque in soggetti un po' più avanti con gli anni. Ma siccome quello che si dice spesso, insomma, con i vaccini è che questi, vabbè, molta gente non fa il vaccino perché lo ritiene sperimentale, cioè si dice, vabbè, io aspetto, voglio vedere, aspettare che ci siano dati più sicuri. Allora questa cosa, per quello che riguarda la vaccinazione nelle persone adulte, ormai fa un po' sorridere, perché, insomma, come è stato anche già mostrato, il numero di persone vaccinate, il numero di dosi somministrate nel mondo è un numero estremamente elevato. Guardate, nell'Unione Europea siamo ai 704 milioni di dosi somministrate, in Italia 105 milioni, quindi noi abbiamo adesso una massa di informazioni che deriva proprio dall'uso così esteso di questi vaccini, che consente di poter appunto dire che le informazioni che abbiamo per garantire la sicurezza dei vaccini sono molto elevate. E questa cosa vale anche per i bambini ormai, perché le vaccinazioni sui bambini sono iniziate negli Stati Uniti già alla fine di ottobre, primi di novembre. Ci sono già 5 milioni di bambini vaccinati negli Stati Uniti, ce ne sono oltre 60.000 già vaccinati in Israele, e al momento, a fronte appunto di un numero elevato, insomma, di bambini vaccinati, si è confermato quello che appunto era emerso dagli studi preautorizzativi, in sostanza, quindi l'ottimo profilo di rischio di questi vaccini. Non ci sono osservati eventi gravi, non ci sono neanche al momento casi di quella famosa miocardite di cui parlerò tra poco, insomma, osservati nei bambini un po' più grandi, nei ragazzini un po' più grandi. Quindi, diciamo, a fronte di un uso così massiccio, adesso già in Italia leggevo ieri che siamo già ad oltre 50.000 bambini vaccinati, quindi le informazioni che noi raccogliamo dal punto di vista del profilo di rischio sono evidentemente raccolte molto rapidamente, perché sono tantissimi i bambini che vanno a fare la vaccinazione, sono condivisi in tempi rapidissimi, e abbiamo già visto
nella prima fase della campagna vaccinale, quando abbiamo iniziato a vaccinare le persone adulte, che siamo stati in grado in pochissime settimane di poter identificare dove c'erano problemi di sicurezza. Quindi questo vorrebbe tranquillizzare le persone che possono andare ad affrontare i genitori che vanno ad affrontare la vaccinazione per i bambini sanno di poter somministrare un vaccino che è efficace da una parte e sicuro dall'altra. Un altro problema che abbiamo però quando parliamo di reazioni avverse è che diciamo, molte delle informazioni che passano sui media sono le informazioni che riguardano la segnalazione spontanea, perché diciamo è il primo dato che si va a vedere quando vogliamo approfondire il profilo di rischio di un farmaco, di un vaccino. La segnalazione solleva un problema e poi questo problema io lo vado ad approfondire, a verificare con uno studio di epidemiologia che mi confronta i vaccinati con i non vaccinati in vari modi e che mi dice quindi non solo se il problema c'è effettivamente, ma anche mi va a quantificare il rischio che io corro con il vaccino, che va confrontato sempre con il rischio che io corro affrontando la malattia. Non esiste un farmaco o un trattamento che sia esente da rischi, evidentemente. Allora, il problema cos'è? Che molto spesso, diciamo, siccome fortunatamente noi abbiamo molta trasparenza su questi dati di segnalazione, io posso collegarmi al sito dell'FDA e scaricarmi la banca dati della segnalazione spontanea, posso andare sul sito dell'EMA e vedere quante segnalazioni sono arrivate per un determinato vaccino. Questo è il quadro, per esempio, del vaccino Comirnaty. Purtroppo, appunto, molto spesso questi dati intanto sono riportati in maniera sbagliata. A me è capitato proprio personalmente di dialogare con giornalisti di testate anche importanti che riportavano affermazioni prese da siti contrari alle vaccinazioni, dove per esempio il numero di morti era gonfiato, nel senso che se ho una persona che purtroppo muore dopo la vaccinazione e che racconta 6, 7, 8 eventi, questi eventi sono riportati come fatali nel database e quella singola morte diventano 8 morti, 9 morti, quindi capite che si arriva ad un'amplificazione, dimenticando poi che le morti possono essere evidentemente segnalate, ma bisogna valutare se sono o non sono correlate alla vaccinazione. La segnalazione spontanea ha un obiettivo diverso, solleva problemi, vengono raccontati eventi avversi e quindi questo è un punto che va ricordato perché appunto quando si commentano questi dati la percezione è che la segnalazione rappresenti un problema collegato alla vaccinazione. Da questo punto di vista l'Italia ha un numero di segnalazioni molto importante e questo dovrebbe essere appunto un motivo di sicurezza, di rassicurazione, perché abbiamo un sacco di dati su cui poter ragionare per capire se un certo problema è o non è collegato. E vedete che la stessa Italia, se volete guardare quanti dati abbiamo nel database, li collegate sul sito di AIFA pubblica i rapporti periodici, ma come tanti altri paesi dà la possibilità anche di cercare direttamente quanti casi ci sono di un determinato vaccino. Vi ricordo che questa trasparenza, per esempio sul database americano, è importante non solamente verso la popolazione, ma perché consente di fatto ad eventuali ricercatori che vogliono dimostrare tesi diverse da quelle che noi andiamo a valutare, di fare una propria valutazione. Scarico l'archivio e se voglio dimostrare che c'è qualcosa di diverso da quello che viene detto, posso farlo. I dati sono disponibili. Questo è un punto importante perché appunto un'altra critica che viene fatta è che la gente nasconde i dati e che insomma tutti complottano insomma, per nascondere le informazioni. Questo è l'ultimo dato disponibile da parte di AIFA. Adesso sapete che AIFA fa un rapporto ogni 3 mesi, quindi il prossimo verrà riportato a fine anno. Questo si riferisce alla fine di settembre. Ma con una situazione che tutto sommato adesso è più o meno simile come numerosità, nel senso che siamo ormai a oltre 113.000 segnalazioni di eventi avversi. Vedete il tasso di segnalazione, cioè il numero di segnalazioni rispetto al numero di dosi somministrate si è abbastanza stabilizzato con un dato di circa quindi 12 segnalazioni per 10.000 dosi in generale e di 1,9 segnalazioni gravi per 10.000 dosi. Anche qui ovviamente va valutato perché questa è la gravità che viene raccontata da chi segnala, che va ovviamente
poi valutata dal punto di vista clinico. E tra l'altro in questo periodo, in tutto questo anno, sono stati progressivamente analizzati alcuni problemi più seri, collegabili praticamente alle vaccinazioni. Il primo problema che è venuto fuori era il discorso delle reazioni di tipo anafilattico, che appunto era collegato a alcune componenti praticamente dei vaccini, con un rischio che è leggermente superiore per il vaccino rispetto ad altri vaccini, ma come vedete con numeri che sono estremamente bassi come incidenza, quindi 2,5 casi per milione di dosi somministrate. Poi è venuto progressivamente il problema della trombocitopenia trombotica immunitaria, che ha appunto causato i problemi soprattutto legati al vaccino AstraZeneca. C'è stato il problema della miocardite e la pericardite, evidenziato soprattutto negli adolescenti maschi, ma anche in questo caso si raccontava di un problema che è comunque non così frequente, quindi raro, ed è evidentemente più elevato come rischio proprio collegato alla malattia. Quindi in questo caso l'incremento di rischio dato dalla vaccinazione è estremamente contenuto rispetto all'incremento di rischio dato dalla malattia. C'è il caso delle neuropatie acute e subacute con la Guillain-Barré, di cui si sta ancora discutendo, cercando di capire appunto se queste segnalazioni sono realmente collegate ad un incremento di rischio, così come sulla paralisi facciale e la paralisi di Bell. Ci sono state appunto segnalazioni iniziali che collegavano questo evento alla vaccinazione, sono stati pubblicati però di recente un paio di studi caso controllo che diciamo non dimostravano una differenza in questo caso appunto tra vaccinati e non vaccinati. In generale questa massa di richiami fatti non ha spostato quello che è il profilo di rischio delle vaccinazioni, quindi diciamo il profilo di rischio della dose booster richiama quello che è il profilo di rischio delle dosi precedenti, prima e seconda dose, e tra le reazioni gravi ovviamente abbiamo tutta una serie di problemi che si osservano con frequenza, soprattutto nelle persone più anziane. Pensate a tutte le patologie gravi cardiovascolari, infarti, aritmie, per le quali appunto ci sono molte segnalazioni, ma che al momento non hanno portato nessuno a stabilire che la vaccinazione dà un incremento di rischio. Questi casi sono segnalati perché avvengono evidentemente in prossimità della vaccinazione, quindi c'è un collegamento temporale, ma poi ovviamente per poter dimostrare questa cosa bisogna avere uno studio epidemiologico che faccia, che dimostri un incremento di rischio dato dal vaccino. Quindi, in conclusione, la segnalazione spontanea resta comunque importante, soprattutto adesso che parte la campagna vaccinale per i bambini. Come dicevo prima, l'obiettivo iniziale è quello di poter avere un problema se questo esiste, quindi poter avere segnalazioni è da una parte importante per sollevare problemi, dall'altra è altrettanto importante per dire ok, abbiamo un sistema che funziona e quindi se c'è un problema io sono in grado di poterlo rilevare. Per questo motivo abbiamo in Veneto e Trentino Alto Adige sviluppato questa app che facilita la segnalazione, quindi cerchiamo adesso di diffonderla verso i genitori, insomma, dei bambini vaccinati, ma contestualmente, come dicevo prima, c'è la necessità di poter avere degli studi epidemiologici, quindi come Università di Verona, il professor Trifirò sta conducendo questo studio europeo importante, con oltre una decina di paesi, che va appunto ad approfondire con un approccio epidemiologico la sicurezza del vaccino. In questo caso l'obiettivo è quello di poter sorvegliare non solamente le persone che fanno il richiamo, ma sottogruppi specifici di popolazione che sono evidentemente di forte interesse, quindi i bambini, gli adolescenti, le donne in gravidanza, i soggetti immunocompromessi, le persone che hanno già avuto il Covid, che vengono seguite in questo studio per un periodo di tempo di 6 mesi dopo la vaccinazione. Quindi alla vaccinazione viene preso, diciamo, un questionario con le informazioni basali e si segue progressivamente nel tempo la persona per 6 mesi. Quindi, come vedete, un approccio che combina appunto le diverse metodologie che possono essere utilizzate per studiare il profilo di rischio dei vaccini. Chiudo con un paio di considerazioni su quelle che sono appunto le fake, le notizie che circolano in rete, insomma, o comunque in generale,
Il fatto per esempio che ci possano essere terapie o analisi da fare per evitare quindi i rischi legati alla vaccinazione, quindi da fare prima della vaccinazione. Non ci sono terapie o farmaci o analisi di laboratorio da effettuare prima della vaccinazione, tra l'altro le controindicazioni sono estremamente rare. E poi l'altro punto, perché trovate di tutto in rete, quindi che i vaccini modificano il nostro codice genetico, che alterano la fertilità dei maschi e delle femmine, che alterano lo sviluppo psicomotorio, ecco, non ci sono. Non c'è alcun tipo di dato che colleghi appunto tutte queste informazioni con la verità. Ho finito. Grazie perché hai aggiunto dei dati importanti anche appunto rispetto a tutte queste falsità che vengono dette. Non solo non c'è nessuna evidenza di questi rischi che vengono ipotizzati, ma non c'è neanche non c'è un meccanismo che tu puoi pensare da un punto di vista farmacologico per cui un vaccino come quelli che abbiamo oggi a disposizione debbano o possano provocare infertilità o possano provocare deficit nello sviluppo degli adolescenti e così via. Quindi veramente credo che tutto quello che ci ha detto prima il professor Lippi e poi il professor Moretti ci fanno capire bene come i vaccini che abbiamo a disposizione hanno un profilo beneficio-rischio decisamente favorevole per ciascuno di noi, non soltanto in senso complessivo epidemiologico, ma proprio per la sicurezza di tutti quanti, ivi inclusi i bambini. Detto questo, passerei a chiedere alla professoressa Tacconelli di darci un po' quello che è l'aggiornamento dal punto di vista delle terapie a disposizione per chi così contrae il Covid. Sappiamo tutti che la professoressa Tacconelli ha grande esperienza e poi sta facendo moltissima ricerca proprio nel campo innanzitutto dei farmaci degli anticorpi monoclonali. Naturalmente Evelina poi qualsiasi tu ulteriore commento vorrai fare su quello che hai sentito, ben venga. Grazie Evelina. E grazie anche al professor Lippi perché poi in realtà la giornata è stata la comunione di due idee che erano nate dai due colleghi. Nel momento in cui ho riflettuto su chi eravamo e dove siamo oggi, direi che fondamentalmente noi eravamo questi nel 2019. Questa è la nostra foto della cena di Natale a cui io tengo particolarmente nell'organizzarla per il team. Erano meno di 60 giorni, come si direbbe in un film, dal 21 febbraio, quando nel reparto di malattie infettive è stato ricoverato il primo paziente Covid, che era stato un contatto dei due cinesi che poi sono stati ricoverati allo Spallanzani, se vi ricordate, il primo caso nell'hotel di Verona. E pochi mesi dopo la nostra vita è completamente cambiata e quello che mi è piaciuto del film è il titolo, Io resto, perché in realtà noi infettivologi abbiamo avuto una vita un po' diversa da quella dei colleghi. Noi sono esattamente 22 mesi, facciamo tutti i giorni quello che voi avete visto nel film. Non abbiamo avuto pause come chi fortunatamente ha avuto la possibilità di aiutare e poi di tornare alle loro attività, ma il reparto di malattie infettive non è mai stato un reparto non Covid. C'è stato un solo giorno del 2020, il 4 giugno, in cui non abbiamo avuto pazienti. È stata una cosa, probabilmente una concausa di eventi, ma ad oggi, e oggi siamo al massimo della nostra capacità, anche se io fondamentalmente mi sento molto serena
perché vedo un'enorme differenza. Non avremo un Natale 2019, ma non avremo nemmeno un Natale 2020, avremo qualcosa di assolutamente molto simile a quella che è una normalità. Quindi credo che ci sia stato un impatto che si legge nella vita quotidiana e che i colleghi hanno sottolineato prima sulla base dei dati scientifici. Questo è un team che ha assistito ad oggi migliaia di pazienti con Covid. Abbiamo creato una struttura ambulatoriale che oggi segue 1300 soggetti a Verona affetti da long Covid, inclusi anche pochissimi bambini. È stato organizzato da noi il primo ambulatorio per la somministrazione degli anticorpi monoclonali a marzo di quest'anno, e in tutto questo team che è fatto di persone estremamente coraggiose e umanitarie, nel senso di quello che secondo me dovrebbe essere il lavoro di un medico, ha anche fatto ricerca, e siamo in Italia il gruppo di ricerca più forte nell'ambito del Covid clinico, e abbiamo ad oggi 28 progetti finanziati dalla comunità europea sul Covid. Questo per dire che la comunità medica è in grado di rispondere e che è in grado di lavorare clinicamente e contemporaneamente di fare ricerca, che forse è quello che serve di più in un momento di pandemia. Quindi questo siamo noi oggi nel 2021. Quello che farò oggi è darvi qualche informazione in 20 minuti su quella che secondo me in questo momento è la terapia più innovativa che noi abbiamo per un discorso di pre-esposizione e post-esposizione. Due dati che dobbiamo tenere presente sono dati pre-vaccinazione di quella che è la percentuale di ricovero e di letalità correlati alla popolazione generale. Se io prendo 100 pazienti sintomatici, il rischio di ricovero è solo del 6%. Questo è un dato estremamente importante quando noi andiamo a fare sanità pubblica, perché ovviamente questo può essere uno dei punti più importanti di chi rifiuta di fare il vaccino. Perché se il rischio di un bambino di 10 anni è molto basso, io non credo che noi rassicuriamo un genitore dicendo che non ci sono eventi avversi, perché io sono convinta che con i dati che ci ha mostrato prima il professor Moretti, noi riusciamo a dimostrarlo. Il mio problema è convincere un genitore che per la somministrazione di qualunque farmaco, il bambino che ha 38 di febbre, il genitore ti chiede: posso dargli la tachipirina? Perché? Perché ogni azione su un minore è associata a una presa d'atto che si prende una decisione nel nome di qualcun altro. Quindi credo che il punto d'Achille più sensibile in assoluto di convincere un genitore è quello di convincerlo che la vaccinazione fa parte di un piano generale di sanità pubblica. Ma anche lì io potrei dire: il mio bambino di 4 anni vive a casa con 2 genitori vaccinati e io in maniera acefala, critica, comunque io sono il genitore e ho deciso che ha un maestro, una tata vaccinata che mi viene a casa e io non lo faccio uscire per tutto l'inverno, oppure esce da solo. Allora a quel punto il rischio di quel bambino, sto facendo un'estremizzazione, però è quello che dirà un genitore. Quindi secondo me la nostra comunicazione deve essere più una comunicazione di sanità pubblica, cosa che non è stato fatto probabilmente dall'inizio dell'epidemia. Noi non avevamo in Italia un piano pandemico, e si è visto, e non avevamo sicuramente un piano di comunicazione. Chiunque ha detto la qualunque su qualunque argomento. La comunità medica secondo me ne esce fortemente danneggiata da quello che è successo durante il Covid, perché ha dimostrato di non sapere in nessun modo responsabilizzare il suo ruolo di fronte all'opinione pubblica. Su 100 pazienti però sintomatici, attenzione che se hanno più di 50 anni il rischio di ricovero è del 15%, se hanno più di 65 anni 26%. Questi sono i numeri che per quel che mi riguarda fanno la differenza nel momento in cui io scelgo una terapia profilattica o di trattamento per un paziente positivo. E questa è la mortalità che arriva fino al 44% nei pazienti con Covid ricoverati in reparto se hanno una patologia renale, soprattutto cronica, e più o meno è 1 su 4 nel paziente che ha più di 70 anni. Ancora oggi noi abbiamo purtroppo pazienti fragili, oncologici, che muoiono, perché nonostante aver fatto 2 dosi, a distanza di 6 mesi, ormai abbiamo studi, anche la nostra corte orchestra dimostra chiaramente che un quarto di questi pazienti a 6 mesi perde completamente la possibilità di una risposta immunitaria corretta. Ecco perché in quel caso la terza dose ha avuto un effetto sicuramente più importante.
Nel 2020 dove eravamo nelle terapie? Fondamentalmente nel 2020 noi avevamo 3 grandi evidenze scientifiche. Il Remdesivir, che queste 3 evidenze scientifiche, Remdesivir e cortisone, ci sono arrivati dagli inglesi. Perché dagli inglesi? Perché gli inglesi, per richiesta diretta del Ministero della Salute, che ha dato 2 giorni, 48 ore ad un ospedale per decidere sei dentro o sei fuori alla contrattazione della ricerca, ha creato un numero di ricercatori di università e di ospedali che si sono uniti per fare trial clinici sull'efficacia dei farmaci. Sono riusciti a fare queste evidenze scientifiche che ha utilizzato tutto il mondo in 2 mesi. In Italia noi sotto Covid, e qui guardo il professor Leone, possiamo avere fuori una contrattazione con un singolo ospedale per 6 mesi, se non per 7. Ecco, questa fa la grande differenza tra chi fa veramente ricerca nell'interesse del pubblico e chi ancora oggi è molto provato dalla legislazione locale. Quali sono le evidenze nuove nel 2021? Allora, c'è una parte di evidenza che è quella del trattamento della malattia severa e dalla malattia critica. Vi ricordo che secondo l'OMS, questa ormai è una classificazione ampiamente accettata, noi abbiamo 5 fasi: asintomatica, lieve, moderata, severa e critica. Sulla malattia severa e critica io oggi ho delle buone opzioni. Ripeto, comunque la mortalità persiste, ma non a livello di quello che vedevamo nel 2020, e ho possibilità di trattamento con farmaci biologici, in particolare con anti-interleuchina 6, interferone, inibitori di JAK, ho tante possibilità. Qui da noi abbiamo anche farmaci sperimentali, un utilizzo con l'accordo con l'OMS, che sono per esempio l'artesunato e altri farmaci che si stanno aggiungendo. Quindi diciamo che sul malato severo critico io ho molte più opzioni rispetto al 2021. Quello che ho di veramente nuovo oggi invece è il trattamento dell'infezione asintomatica lieve e moderata, e vediamo per che cosa, soprattutto con gli anticorpi monoclonali. Gli anticorpi monoclonali non nascono ovviamente con il Covid, noi li utilizzavamo già per trattare la rabbia, sono stati utilizzati per Ebola e soprattutto sono stati uno dei grandi motivi da un punto di vista di case farmaceutiche per cui c'è stato uno spostamento economico importantissimo di produzione dalla catena di produzione degli antibiotici a quello degli anticorpi monoclonali. Sono farmaci che si vendono a prezzi elevatissimi perché hanno un costo di produzione importante, ma poi se ne vendono milioni, se non miliardi. Quindi una casa farmaceutica si muove automaticamente, come ha fatto l'80% negli ultimi 10 anni, dalla produzione di antibiotici a quella di anticorpi monoclonali. E oggi vengono utilizzati tantissimo dai reumatologi, dagli oncologi, quindi c'era tutta già una importante casistica e conoscenza degli anticorpi monoclonali pre-Covid. Qual è il vantaggio dell'anticorpo monoclonale? Che ha un'azione secondo molto puntuale, ha un'azione target che nel caso del virus Covid è riferito alla proteina spike di superficie. L'anticorpo monoclonale prodotto dalle cellule umane in laboratorio contro il Covid agisce in maniera selettiva bloccando la riproduzione del virus. Nel momento in cui noi facciamo un'infusione diamo al paziente una quantità che oscilla tra i 3 milioni e i 4 milioni di anticorpi. Se l'anticorpo che utilizziamo finora ha una durata di 3 mesi, dopodiché il paziente ha la sua immunità naturale, esistono oggi, ve ne parlerò brevemente, anticorpi monoclonali long acting che durano 12 mesi. Quindi pensate che a quel punto voi avrete degli anticorpi monoclonali che hanno un tipo di utilizzo che potrebbe essere simile a quello del vaccino. Vengono approvati in Italia i primi anticorpi monoclonali il 6 febbraio del 2021. La comunità europea fa lo stesso in molti paesi come Germania, Danimarca, Olanda, Francia, ma EMA non ha ancora approvato i primi. Perché? Non perché non ci siano abbastanza evidenze, ma perché la casa madre che li produce non ha ancora dato ad EMA tutti i documenti necessari per il passaggio europeo. Per cui noi abbiamo il Sotrovimab, che è l'ultimo anticorpo monoclonale già approvato, ma i primi 3 che utilizziamo non ancora. Quali sono? Abbiamo un primo anticorpo monoclonale che non leggete perché non è più in produzione, che era un anticorpo singolo, il Bamlanivimab. Da partire dalla fine di maggio si è scoperto che la monoterapia con l'anticorpo monoclonale è meno efficace dell'associazione di 2 diversi anticorpi monoclonali, per cui noi oggi abbiamo 3 diverse associazioni, di cui il Casirivimab Indevimab è disponibile anche sotto cute.
o intramuscolo. Sono tutte somministrazioni che durano un'ora, vengono fatte in ambiente protetto, il paziente rimane in osservazione per un'ora, dopodiché torna a casa. E queste sono le 3 associazioni di anticorpi monoclonali che noi abbiamo a disposizione. Questa settimana è stato discusso in CTS ad AIFA anche una nuova combinazione Tixagevimab con Cilgavimab che ha un effetto molto importante da un punto di vista preventivo, quindi farà un'enorme differenza nei pazienti oncologici ed ematologici, verrà approvato solo su questi pazienti e permetterà ai pazienti fragili di poter effettuare l'anticorpo monoclonale immediatamente post contagio. Quali sono gli effetti collaterali? Ho riportato qui solo ed esclusivamente quelli del Sotrovimab, che è l'ultimo messo in commercio, che sono assolutamente sovrapponibili agli altri. Vedete che sono veramente minimi. Quello che riferisce la maggior parte dei pazienti poi in realtà nella vita reale è una febbre tra i 38 e i 39 gradi a un'ora dalla somministrazione. Appena arrivano a casa, dopo 2 ore il paziente chiama felicissimo e dice che si sente un'altra persona. Cioè c'è un effetto immediato dell'anticorpo monoclonale che è veramente molto apprezzato dal paziente. Chi trattiamo con anticorpi monoclonali oggi secondo i criteri AIFA? Tutti i pazienti che hanno un'infezione lieve o moderata che non hanno bisogno di ossigeno, quindi nelle prime 72 ore. Questi sono i pazienti che hanno diritto immediatamente all'anticorpo monoclonale perché hanno una patologia concomitante severa. Quelli che trattiamo di più sono soprattutto soggetti obesi, diabetici, con malattia cardiocerebrovascolare severa, ma diciamo che tutti questi tipi di pazienti con più di 12 anni vengono regolarmente trattati all'interno dell'ambulatorio. In questa tabella ho cercato di schematizzarvi come si distribuisce il discorso dei monoclonali. Vedete qui che questo è il momento dell'infezione e poi abbiamo una replicazione virale che porta, nel caso in cui ci sia una replicazione importante con distress respiratorio, al coinvolgimento multiorgano. L'anticorpo monoclonale può essere utilizzato in 2 momenti, come profilassi pre-esposizione o post-esposizione e come terapia precoce delle forme lievi e medie o delle malattie gravi. Cos'altro possiamo dire? Che devono essere assolutamente somministrati entro le 72 ore. È vero che AIFA ha approvato prima 10 giorni, adesso dopo discussione si è ridotto a 7, ma il paziente non risponde oltre i 5 giorni. Quindi la vera terapia, la vera difficoltà è nell'avere il paziente che fa immediatamente la terapia. Per questo motivo noi abbiamo reso pubblico un numero di telefono, penso siamo stati gli unici a farlo in Italia, a cui il paziente telefona direttamente quando ha un tampone positivo. Per noi è un lavoro assolutamente massacrante, tutti i giorni, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, inclusi il sabato e la domenica, però ci ha permesso appunto di trattare un numero notevole, soprattutto di anziani, di oncologici e di fragili. La vaccinazione non costituisce una controindicazione alla somministrazione di anticorpi monoclonali, quindi trattiamo tutti i vaccinati. La maggior parte dei vaccinati che vengono alla nostra osservazione sono quelli che stavano per fare la terza dose o che l'hanno appena fatta da pochi giorni. Per le donne in gravidanza invece non ci sono sufficienti evidenze, così come per molta della terapia anti-Covid, quindi in questo momento una valutazione costo-beneficio al letto della paziente. Qual è il problema delle varianti? Mentre tutti e 3, gli ultimi 2, anticorpi monoclonali che abbiamo in questo momento in uso nella regione Veneto non hanno problematiche di risposta alle varianti, su Omicron è qualcosa che stiamo valutando in questo momento. Dati delle case farmaceutiche, quindi non controllati in studi indipendenti, dicono che però tutti e 2 gli ultimi anticorpi monoclonali, quindi il Sotrovimab, il Casirivimab, Indevimab, sono attivi anche contro Omicron, ma ripeto non sono stati controllati. Partiamo dalla terapia della malattia grave. Possiamo trattare pazienti già ricoverati in insufficienza respiratoria con l'anticorpo monoclonale? Solamente in un caso. Questo è uno degli studi fatti appunto sulla piattaforma inglese che è andato a trattare pazienti già ricoverati in insufficienza respiratoria e in trattamento con la ventilazione. E cosa hanno visto questi dati? Che fondamentalmente l'unica differenza la fa, come era prevedibile, se il paziente prima del trattamento non aveva una sua serologia positiva. Quindi perché? Perché vuol dire che non aveva ancora sviluppato per qualunque motivo gli anticorpi, solo in quel caso il paziente può essere trattato con anticorpi monoclonali una volta che è stato ospedalizzato.
Però capite bene che il paziente arriva già probabilmente in quinta, sesta giornata, è molto poco probabile che non abbia anticorpi positivi. Io nel paziente ricoverato ho altre opzioni terapeutiche, però quindi questa è veramente una possibilità di utilizzo molto molto limitata. Cosa dire invece per le terapie delle forme lieve medie? Quelle che cosa mi porta? Alla riduzione dell'ospedalizzazione e dei decessi, che sono assolutamente i punti più importanti per non avere un impatto sulla sanità pubblica e sugli altri anche tipi di ricovero, perché ovviamente un pronto soccorso ingolfato mi riduce la possibilità di trattamento della frattura, come dell'ictus, come dell'infarto. Quali sono le evidenze? Non vado assolutamente nei dettagli, vi dico solamente i risultati più importanti all'interno della nostra discussione. Il primo dato che abbiamo avuto sull'associazione degli anticorpi monoclonali è stata che in uno studio su circa 300 pazienti si era vista una riduzione statisticamente significativa della carica virale. Quindi sembrerebbe che l'utilizzo di monoclonali possa ridurre la trasmissione all'interno, per esempio, di un nucleo familiare. Quindi immaginate una persona giovane che si infetta, dove per esempio il suo rischio è molto basso, ma ha un paziente fragile a casa, io potrei decidere di trattare il paziente positivo per ridurre il più possibile il rischio del coinquilino, coabitante fragile o vulnerabile. Qual è l'altro dato molto importante? Che a 30 giorni viene ridotto del 15% se trattato precocemente, cioè viene ridotto al 15%, vi ricordate che i numeri iniziali ci dicevano che addirittura nelle categorie a rischio si arrivava fino al 27% di ricovero, il ricovero ospedaliero, ma anche la semplice necessità di un accesso dal medico di medicina generale. E il Sotrovimab, che è l'ultimo e sembrerebbe il più potente da un punto di vista di azione anche come variante Omicron, su 583 pazienti ha trovato un rischio relativo per la riduzione della ospedalizzazione dell'85% verso soggetti trattati con placebo. Il nuovo anticorpo monoclonale è un long acting, è un anticorpo monoclonale che è stato modificato da un punto di vista di biologia molecolare, sempre però a partenza da cellule umane, che rimane all'interno dell'organismo per 12 mesi. E chi è stato già trattato in un trial di circa 1000 pazienti ha avuto una riduzione del 67% del rischio di ospedalizzare e addirittura di decesso. Quindi sembrerebbe che sicuramente nelle terapie delle forme lievi medie l'anticorpo monoclonale precoce fa un'enorme differenza. Cosa dire della profilassi post-esposizione? Unico trial sulla profilassi post-esposizione non ancora pubblicato, quindi è una comunicazione della casa farmaceutica che l'ha utilizzato in soggetti non vaccinati e ha trovato una riduzione del 33% nella trasmissione all'interno dei nuclei familiari da soggetto infetto a soggetto non infetto. Quindi si fa l'anticorpo monoclonale, si somministra a tutti quelli che riferiscono un contatto stretto, la riduzione è del 33%. Questa riduzione però non è stata statisticamente significativa, quindi ci sono ancora altri studi in corso che però al momento nelle analisi preliminari di piattaforma hanno documentato lo stesso tipo di riduzione. Cosa dire della profilassi preesposizione, che potrebbe essere quella più importante nei pazienti fragili? Questo è uno studio appena pubblicato su New England che nella somministrazione sottocute dei soggetti entro il giorno 28, attenzione, dal contatto, mi dimostra una differenza di sviluppo e una riduzione relativa di rischio dell'81%. In un soggetto oncologico ed ematologico questa riduzione dell'81% con una semplice sottocute per 12 mesi di durata fa una differenza enorme. Stessa cosa per il secondo anticorpo monoclonale in via di approvazione in AIFA, Provent, casa farmaceutica pubblica i risultati ad agosto del 2021, 5.197 partecipanti, la maggior parte con patologie di base o età avanzata e in questo caso la riduzione del rischio in quelli trattati verso i non trattati è stato del 77%. E studi preliminari in vitro hanno documentato una possibilità di permanenza dell'anticorpo monoclonale per oltre 12 mesi. Cosa abbiamo fatto in Veneto? La rete infettivologica veneta ha organizzato abbiamo organizzato una somministrazione assolutamente
puntuale dell'anticorpo monoclonale, soprattutto grazie a una bella collaborazione con i medici di medicina generale, e quindi ad oggi siamo la regione che utilizza di più gli anticorpi monoclonali. A mio parere questo ci ha permesso, considerando che il Veneto come la Lombardia ha sempre avuto una grande capacità di contact tracing e quindi il grande numero di positivi che noi vediamo non è una cattivo controllo, ma è una attenzione puntuale alla trasmissione del virus all'interno della regione, ci ha permesso di mantenere gli ospedali come questo, anzi diciamo questo in questo momento è quello che lo riesce a far meglio in regione. Noi non abbiamo chiuso nessun reparto tranne la pneumologia oggi, non abbiamo chiuso ad oggi nemmeno un reparto per il trattamento dei Covid. E secondo me questo è una delle due dati di ricerca. Questo è Orchestra, uno dei progetti più grandi che noi abbiamo in questo momento e che coordiniamo, dove abbiamo circa 1.200.000 persone arruolate in Europa con patologie fragili, quindi oppure in gravidanza o bambini, in cui seguiamo tutte le diverse fasi della vaccinazione e dell'infezione. Chi abbiamo trattato in Veneto, questi sono i primi 635 con anticorpi monoclonali, su cui facciamo anche tutta una serie di analisi di immunità cellulare all'interno di Orchestra con i colleghi belgi e francesi. Vedete che l'età media di quelli trattati è 64 anni, sono per lo più di sesso maschile, per lo più obesi, con patologie cardiocerebrovascolari. Questo è ancora il nostro tallone d'Achille, 5 giorni in media di attesa per trattare il paziente, perché quando ci telefonano sono già passate quelle famose 72 ore. La maggior parte di questi pazienti non ha anticorpi, quasi il 99% non ha anticorpi di base, ed è per quello che rispondono così bene ai monoclonali. Questi sono i risultati. Ricordatevi che la percentuale di ricovero era 15% e 26%, i nostri pazienti hanno tutti più di 65 anni, o almeno l'80%, questo 26% dovete confrontarlo a un 11% o addirittura un 8% se prendiamo solo le ospedalizzazioni Covid, se includiamo anche il primo anticorpo monoclonale che non c'è più, se prendete l'ultimo anticorpo monoclonale, in questa percentuale, in questi pazienti, abbiamo ricoverato nei primi mesi solo il 2,6% dei pazienti. Nessuno dei pazienti vaccinati che ha fatto l'anticorpo monoclonale è mai stato ricoverato o è mai andato in terapia intensiva. Questo invece è lo studio AIFA, in cui abbiamo 22 centri in Italia che coordiniamo. Cosa andremo a fare? Comparare diversi anticorpi monoclonali per efficacia, e secondo noi è molto importante andare a valutare, siccome è un problema di costo-efficacia ovviamente, perché costano quasi 2.000 euro per trattamento, ma pensate, il risparmio secondo noi non è solo il risparmio all'interno dell'ospedalizzazione, ma c'è tutto un discorso di astensione lavorativa, di qualità della vita, che per i pazienti fa una enorme differenza. Vi aggiungo come ultima, prima della mia diapositiva riassuntiva, la mia dichiarazione di interesse, perché ovviamente avendo parlato per 20 minuti di farmaci nuovi, volevo sottolineare che per scelta il mio gruppo di ricerca non fa lavori con case farmaceutiche, e quindi tutti i fondi che noi abbiamo provengono da fondi europei di tipo no profit. Ultime riflessioni. Le evidenze scientifiche suggeriscono chiaramente che i monoclonali sono efficaci nel ridurre il rischio di peggioramento e di ricovero dei pazienti Covid, soprattutto nei pazienti fragili. L'effetto migliore si ottiene nelle prime 72 ore, ed è ovvio che una valutazione costo-beneficio, che a mio parere non è stata ancora completa, e quindi sulla base di questa valutazione costo-beneficio noi dobbiamo scegliere il più possibile accuratamente i pazienti. Siccome sappiamo che la vaccinazione non è obbligatoria, se la vaccinazione non è obbligatoria è diritto del paziente rifiutarsi di fare la vaccinazione. Secondo me da questo punto noi non possiamo discostarci. Credo ci sia un errore nella comunicazione. I Novax non sono i cattivi, i Novax hanno espresso un'opinione, il mio compito è quella di essere sicuro che hanno ricevuto la comunicazione giusta. E questo secondo me è un punto importantissimo nella comunicazione paziente-medico, che credo sia molto sottovalutata in Italia. Una grande porzione di quelli che chiamiamo in maniera erronea Novax sono semplicemente persone che non hanno avuto le informazioni corrette, e se noi come medici perdessimo più tempo nel parlare anche al singolo paziente, una grandissima maggioranza di quelle persone troverebbe le risposte ai loro quesiti. Poi, se il vaccino non è obbligatorio, il soggetto ha diritto di dire di no. Altrimenti, se si pensa che per la sanità pubblica è essenziale, e io potrei essere d'accordo, deve essere fatto un piano diverso di sanità pubblica.
Fino a quando i vaccini non sono obbligatori e fin quando avremo purtroppo persone fragili, ovviamente l'anticorpo monoclonale è uno dei tasselli che ci permette il controllo che abbiamo oggi e che speriamo sia necessario solo per alcuni mesi. Da parte mia felice di prendere le vostre domande se ce ne sono, se sono previste non lo so, altrimenti se avete dubbi su quello che ho detto chiamatemi, scrivetemi e spero che tutti voi abbiate delle serene festività. Grazie. Per questa bella presentazione che ci fa capire anche il ruolo al di là del ruolo dei vaccini, il ruolo che possono avere altri farmaci, e quindi in particolare gli anticorpi monoclonali possono avere un ruolo non solo come terapia ma anche come profilassi, e quindi se ben utilizzati scegliendo i pazienti che necessitano maggiormente di evitare la possibilità di sviluppare la patologia, naturalmente aggiungiamo un'arma molto molto importante. In questo senso quindi lo scenario è cambiato non soltanto per i vaccini ma anche proprio per l'avvento della terapia a base di anticorpi monoclonali. A questo punto abbiamo la possibilità di fare un po' di domande. Niente, se c'è qualche curiosità, qualche intervento, perfetto. Sono un medico di base. Io avrei una domanda. Sono un medico di base e avrei una domanda da fare. Ho delle pazienti in gravidanza che mi chiedono di procrastinare la vaccinazione dopo al secondo trimestre, al terzo trimestre. Avevo letto in merito che si poteva fare già da subito la vaccinazione. Come mi devo comportare io sul territorio? Perché è una richiesta abbastanza importante, anche deriva da una richiesta anche dagli specialisti stessi che mi mandano i pazienti. Puoi rispondere tu? Al momento la gravidanza non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione, anche nel corso del primo trimestre. Tra l'altro l'esposizione al Covid è di per sé rischiosa, quindi da questo punto di vista, se la domanda è se la vaccinazione può essere fatta, la risposta è sì. È molto complicato, tra l'altro, valutare il potenziale effetto teratogeno dei farmaci, perché noi adesso stiamo discutendo ancora sul possibile effetto di antibiotici che sono sul commercio da tanto tempo o di farmaci che sono in commercio da tantissimo tempo, insomma, quindi non credo che arriveranno. Al momento no. Cioè. Sì. Allora, abbiamo visto come il booster aumenti la risposta. Quello che mi chiedevo e che si chiedono anche in molti, allora quanto tempo durerà dopo la terza vaccinazione? Perché questa è una delle domande. Probabilmente non potete rispondere perché non è passato abbastanza tempo per fare uno studio. Però ecco, direi che forse dare un'indicazione, se voi sapete qualcosa, sarebbe importante. Grazie. Sempre. I primi sono stati gli israeliani a partire, quindi bisogna aspettare almeno che loro maturino un po' di esperienza. Certo è che quando tu vedi però una risposta che è di 10 volte più alta rispetto a quella della seconda dose, allora se la scienza non è un'opinione, ci aspettiamo che comunque la durata sia più lunga. Questo è un comportamento biologico degli anticorpi, sappiamo quant'è l'immunità dell'anticorpo, quindi mutatis mutandis. Dopo, sull'effetto neutralizzazione, quello è un altro discorso, però la cinetica, cioè la determinazione sierologica, ci aspettiamo che sia più lunga. Questo è abbastanza ovvio.
assolutamente d'accordo con quello che hanno detto i colleghi. Probabilmente dovremmo distinguere solo il tipo di paziente, perché l'immunocompetente abbiamo già altri esempi di vaccinazioni che vengono ripetute anche annualmente, quindi diciamo che poteva essere fatta diversamente la comunicazione probabilmente fin dall'inizio. Secondo me non è stata una grande sorpresa che poteva esserci bisogno di un booster, quindi probabilmente se fosse stato presentato in maniera diversa fin dall'inizio, anche lo shock in qualche modo della richiesta del booster poteva essere diverso. Il discorso è diverso sui fragili, perché i dati che noi abbiamo in questo momento sui trapiantati ci dicono che anche dopo la terza c'è comunque un 20% dei trapiantati che non risponde. C'è una coorte americana che ha già fatto la quarta e un piccolo gruppo israeliano che ha fatto la quinta, dove chi non ha risposto alla terza non risponde assolutamente più. Quindi sicuramente il paziente immunocompromesso, e lì si potrebbe valutare l'anziano avanzato, diciamo chi supera gli 85 anni, potrebbe essere che si prenda la decisione che non è possibile vaccinarli. E lì forse altre terapie potrebbero aiutare questi pazienti, come l'anticorpo monoclonale che dura 12 mesi. Però ecco, sicuramente l'immunodepresso è una cosa a parte. Per aggiungere su questo, perché noi purtroppo assistiamo a un dibattito che è veramente estenuante e stupido fra Novax, sì, anche se Evelina, è vero quello che tu dici, ci sono persone che hanno dei legittimi dubbi e delle preoccupazioni e per cattiva comunicazione, però poi ci sono anche i mestatori del torbido, io, e persone che pensano di essere autorevoli dicendo delle falsità, e quelli sono insopportabili. Diverso invece è discutere, ho passato 40 minuti ma è che legittimamente delle cose. Però ecco, questa è la cosa assurda in cui ci siamo inseriti, quando i vaccini abbiano dei cioè, voglio dire, nessuno poteva dire che col vaccino tutti quanti non c'era problema e via dicendo. Una cattiva comunicazione c'è stata anche sui piani, persone molto esperte si sono lanciate le affermazioni che poi hanno creato questo fatto che quando dici guardate che bisogna fare la terza, fare questo pone allora il problema, allora i vaccini servono, ma hanno dei ci sono altre possibilità. Evelina ci ha mostrato quello che potrebbe essere il ruolo degli anticorpi, che forse gli darà qualcos'altro. Questa cosa si tratterebbe di poter discutere come sempre sulla base dei dati scientifici, basate sulla simpatia o meno o sulla ideologia, se non scusate. Posso aggiungere un'altra nota? Sono d'accordo ovviamente al 100% con quello che dici Roberto, perché io credo che sia mancata l'umiltà quando andava detto di dire non lo so. Perché si è sempre cercato di trovare una risposta a cose che non si conoscevano, quando invece era più semplice dire aspettiamo un attimo di questa cosa qui, parliamoci chiaro, nessuno ci aveva capito niente all'inizio, a torto perché forse le avvisaglie con la SARS e con la MERS c'erano state, quindi io ho un bellissimo articolo del 2010 di uno che diceva guardate che abbiamo avuto la SARS, tra un po' salta fuori qualcosa, è venuta fuori la MERS e adesso salta fuori questo, quindi forse un minimo più di vigilanza, dopo io non entro nel merito di quello che è successo in Cina, perché lì veramente forse poteva essere gestita anche in maniera diversa la comunicazione anche dalla Cina, però ripeto, io credo veramente che forse un po' più di modestia da parte di alcuni colleghi che, detto giustamente Roberto, che fino a 3 mesi fa dicevano che la terza, mica tanto lontano da qua, parliamo di tanti chilometri da qua, hanno propugnato ogni mercoledì sera in televisione che la terza dose non si sarebbe mai fatta. Ecco, però anche qui c'è qualche cambiamento. Vedo che su Omicron tutti quanti stanno dicendo aspettiamo. Qualche altra domanda?
abbiamo cercato di stimolare anche dibattendo un po' fra di noi. Allora, in realtà sarebbero due domande, se posso. Per quanto riguarda l'aspetto farmacologico, qual è la base che sottende il discorso che, ad esempio, prendiamo la malattia critica, lei ha detto che l'anticorpo monoclonale viene utilizzato e ha più efficacia nel paziente con sierologia negativa. Ma io se io prendo un paziente con sierologia positiva, che potrebbe essere anche un vaccinato, che comunque potrebbe sviluppare la malattia perché appunto o per una variante Omicron o comunque perché il rischio non è zero, perché l'anticorpo monoclonale è meno efficace nel paziente con sierologia positiva? E la seconda domanda riguarda le... No, ottima domanda, perché non ho fatto una specifica che poi risponde alla sua domanda. La sierologia di chi ha avuto il Covid o ha fatto la vaccinazione rimane positiva. Quello che noi dobbiamo escludere è che abbia un cut-off inferiore ad un certo valore. Quindi ovviamente io ho il vaccinato che avrà 170 BAU, che è il modo in cui io misuro, uno dei modi in cui posso misurare gli anticorpi. Si è deciso che al di sotto dei 200 sono un titolo insufficiente di protezione, ed effettivamente io non ho mai visto un paziente vaccinato o con pregresso Covid che sia tornato con un'infezione da... Quindi sulla base di quello si decide sierologia negativa o positiva. Perché non serve l'anticorpo monoclonale? Perché se io ho un numero di anticorpi molto elevato, per esempio ne abbiamo visto una signora in gravidanza con un Covid veramente complesso, che aveva però una sua sierologia già elevata. In quel caso, se gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario della paziente non sono stati in grado di interrompere la replicazione virale, l'anticorpo monoclonale non lo sarà altrettanto, e quindi si è visto che non ha un impatto sulla malattia. Nel momento in cui invece il paziente ricevente non ha anticorpi o ne ha un numero troppo basso, ecco che la somministrazione potenzia quello che dovrebbe fare l'organismo da solo. Invece l'altra domanda riguarda quelle di cui si è sentito parlare ultimamente, le pillole per il Covid, sempre di Pfizer mi sembra, però antivirali come il Molnupiravir, no, non me lo ricordo. Allora, dovrebbero essere disponibili probabilmente a fine gennaio. Hanno mostrato un'azione antivirale, nel senso di riduzione anche lì nei pazienti con un Covid lieve moderato, una riduzione del rischio di ospedalizzazione intorno all'80%, quindi che sembrerebbe sovrapponibile a quello dell'anticorpo monoclonale. Si tratta però di uno solo studio randomizzato controllato che non è ancora stato pubblicato, quindi abbiamo visto solamente alcune componenti. Quindi io mi aspetterei che forse come altri antivirali, perché più o meno sono dello stesso tipo di classe, possa avere un effetto nelle fasi molto precoci. E quindi in questo momento non saprei dire se possono essere utili o meno e in quale popolazione. Anche perché il problema di dimostrare una riduzione efficace, se io tratto solamente gli asintomatici, ho bisogno di un numero di pazienti impressionantemente elevato. Perché se io considero che tratto anche persone che hanno 20 anni, il mio campione dovrebbe arrivare quasi a 10.000-12.000 persone, che non è facilissimo da arruolare in un periodo molto ristretto. Quindi sicuramente sarà utile, ma non ti so specificare, non le so specificare fino a che punto. Altre domande? Va bene, direi che grazie per aver partecipato, grazie al professor Lippi, alla professoressa Tacconelli, al professor Moretti per i loro interventi e per aver chiarito molte cose che non sempre sono chiare.